Blindo Studios presenta. Sì. Che si fa, eh? Ah, ma come che si fa? Il sondazzo si fa. Non siete voi ascoltati G. Sì, non sono i G io. Sì, allora la questione è che c'è il sondazzo. Allora, ma come che si fa? Ma facciamo. Ma cosa? Nella prima parte c'è un tema. Vorrei fare Gioia alla Troia perché mi è stata molto richiesta. E ho scelto uno che si chiama Amedeo, tanto per cominciare, vabbè, siamo in un luogo? Sì, siamo in un... Oh, guarda dove siamo, mi ero scordato dove mi ero collocato. Boh. Allora andiamo da un certo Amedeo a fargli Gioia alla Troia. Sì, tesoro. Oh. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Vorrei parlare col signor Amedeo, per favore. Sì, chi è che parla? Sono Gioia alla Troia. Sono Gioia? Gioia la Troia. Che cosa voleva? Fare sesso telefonico con lui. Fare sesso telefonico con Ma lui. va a dar via il culo. Ma rientra sempre nelle mansioni di Gioia. Voglio dire, perché la signora non... Cioè, bisogna richiamarla. Ma non capisce. È lui che lo vuole. Pronto? Ma è lui che lo vuole, sa? È lui che ha fatto l'abbonamento. Senta, dai i numeri? Ha fatto l'abbonamento, è già pagato e lui, insomma, gli spetta. A lui spetta. A me petto. Che cosa? Bisogna riamarla. La signora non è tanto contenta di questo. Bisogna riamarla. Senta. Pronto? Pronto, io la denuncio. No, devo chiamare Amedeo. Mi chiami Amedeo, per favore? Ma scusa, ma perché? Richiamiamo l'ultima volta, vediamo. Spero che venga lui, ma mi sa che questo non glielo permette. Mi sa che non glielo permetta. Ora sta parlando con lui, se c'è. Bla 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 bla. Hai fatto l'abbonamento? Non ho fatto niente. Non ho abbonamento io. Ma che abbonamento? Non ho fatto niente io. Non rispondono più. Più rispondono no. Vabbè, lascia, andiamo da qualcun altro. Tanto balie. Amedeo si nasconde dietro le gonne della moglie. Va bene, andiamo avanti, su. E poi come sono sicure queste signore, no? Ma insomma, poi, che vuoi che sia, la sua telefonica, via, dai, su. Sì. Pronto? Sì, pronto, signora, buongiorno. Dovrei parlare col signor Massimo, per favore. Non c'è? Chi lo desidera? Lei la moglie? Sì. Ho capito. Io sono Gioia la Troia, del telefono sexy, e devo parlare con lui perché c'è un abbonamento che lui ha fatto di telefonate molto erotiche che io e lui dobbiamo fare. Signora? Pronto? Pronto, signora? Deve essere caduta la linea. Ma certo che è caduta la linea, appena richiamo subito. Lei voleva parlare con me. Pronto? 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 Ma sento la televisione accesa e non risponde nessuno. Pronto? Pronto, per favore, devo parlare col signor Massimo, se è possibile. Pronto? Non capisco.
Non capiamo. Ci fa sentire le immagini primaverili. Va bene, vuol dire che proprio non ne vuol sapere, non ne vogliono sapere. Lo so. Basta dire Gioia la Troia e subito. Ok, d'accordo, ok? Sì. Certo. Sì, guarda, facciamo così. Famo così. Qui è un altro signore. Mi sembrano tutti piuttosto doddi. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Dovrei parlare col signor Vittorio, per favore. Chi parla? Sono Gioia. Sì, un attimo. Grazie. Non dicendo la Troia. Pronto? Sì, pronto? Parlo col signor Vittorio? Sì? Vittorio tesoro, io sono Gioia la Troia del telefono sexy erotico. Senti, ti hanno regalato una telefonata con me. Non mi serve, grazie. Sì che ti serve? Serve a tutti? Va bene, grazie. Tutti dei... Ma come? Repressi? Vabbè, non mi serve, mamma mia, mi sono. Adesso mi sono. Imbalsamati sono così. Ovviamente richiamato. Pronto? Sì, pronto, signora, guardi che il signor Vittorio, non so se è caduto alla linea, ma ha detto non mi serve, ma se lui ha fatto l'abbonamento. Via, andata via subito. Cioè, è dura qui, è dura, sono duri essi, sono duri, mamma mia come sono duri. Vabbè, no, non c'è problema. Più sono duri loro e più poi mi rifò nella seconda parte, quando a ruota libera, poi se mi fanno questo. Vabbè, d'accordo. È una sfida. Sì, all'ok Correll. Telecomitato. E sei zitta tu, Naccherina, sì, staccherina. Gnaccherina. Va bene, dai, su. Sì. Così, vai così. E vai. Ci fa 3 ore prima che arrivi il segnale qui. O come mai? Arriva. Dopodiché? Sì, aspetta, spera. Niente, qui non c'è nessuno e sarà il caso di andare da qualcun altro, vero? Che vuol dire voi? Ma secondo me sì, già, sono tutti o addormentati o assenti. L'assenza sì, no. Ah, sì, stavo guardando una cosa. Guardavo i nomi. Dai, ok, d'accordo. Lo sai com'è? Siamo in un nord stupidello. Sì, stupidello. Un nord stupido. Spesso il nord è ottuso, più che stupido lei ottuso. Ghiozzo. Pronto? Sì, pronto? Pronto? Sì, pronto, buongiorno signora. Buongiorno. Io sono Gioia. Dovrei parlare col signor Alberto, per favore. Per che cosa? Per una telefonata che lui ha ordinato. Gioia? Sì, Gioia, insomma, non le so dire come mi chiamo di cognome perché poi lei forse non me lo passerebbe. Signora Gioia che adesso Gioia la Troia. Sì. Boh. Non sarà mio marito senz'altro, Perché lui dice che non No, aspetta. lui ha fatto un bellissimo, come si può dire, un abbonamento. Un abbonamento? Sì, al telefono sexy erotico. No, Sì. noi non abbiamo fatto proprio niente. No, l'ha signorina. fatto lui. Signorina, non abbiamo fatto niente, per cortesia, non mi faccia arrabbiare. Signora, ma siamo fra donne, voglio E dire. noi siamo fra donne, figurati se lui ha fatto l'abbonamento nel coso erotico mio marito. Ma certo che l'ha fatto. Ma Sarà quell'altro Alberto. No, è proprio lui con questo numero. Senta signora, No, ma non è questo perché non è possibile. ma Qua ha detto certo, che non è possibile. facciamo signorina, l'amore per scusi. telefono. Facciamo un lavoro per telefono. Ma va. Oh, come se un po', come si può dire, insomma, incazzata. Allora bisogna chiamarla di nuovo. Sì. Arriverà lui finalmente, questi uomini.
Vedi, guarda, tu, è sempre lei. Lei non vuole che lui raggiunga la gioia, ecco, in tutti i sensi, né di nome né di fatto. Pronto? Pronto? Sì? Signor Alberto? Sì. Ecco, buongiorno, io sono il direttore di questo telefono sexy erotico. Ma io non so neanche chi è lei, neanche chi è il telefono, perché non voglio niente a che fare con lei. Le spiego. Ma no, lei non mi spiega niente perché a me non mi interessa. Lei ha fatto... E non mi telefoni più perché mi rompi i coglioni. No, lei ha fatto un abbonamento per 10 telefonate sexy. Coglioni, questa parola non mi è nuova. Vabbè, bisogna ricamare, sì, appunto, ha detto di non ricamare, e chiaramente io sono un disubbidiente. E ora non dovrebbero più rispondere. A rigor di logica, capendo un po' che tipi sono questi qua, effettivamente in questo posto poi a un certo punto non rispondono più. Forse. Oppure tirano su e giù. Oppure, che ne so. Pronto? Pronto? Non rompa più i coglioni perché la denuncio, per cortesia. Sono Gioia la Troia. No, sì. È lei che mi ha chiamato signorina, ma come si permette di chiamarmi signorina? La signora è già la seconda promessa di denuncia oggi, fantastico. La signora ora forse lascia passare ancora un po' di tempo, poi forse mi risponde. Chi lo sa? Lei prende subito fuoco, piglia subito fuoco. Ecco, ha tirato su e buttato giù. Non li farà? Non importa, non si può stare dietro a lei, si va da un altro, tanto ce n'è tanti, figurati. Il fatto è che sono tutti così, ha visto, hanno lo stesso carattere, le stesse caratteristiche, sembra che un luogo in qualche modo imponga, imponga un carattere, una caratteristica alle persone, proprio, sì, le imponga. In certi posti vediamo che più o meno tutti si comportano allo stesso modo. E hanno lo stesso tempo di reazione, lo stesso tempo di telefonata, ti concedono quello stesso tempo o ti tolgono quello stesso tempo, riattaccano e così via. E qui sono di quelli che si riattaccano. Sì. Vabbè. Come se fosse una cosa, come dire, così disdicevole, Preferirebbe un amante la signora viva di ciccia, Viva, insomma, anch'io sono viva. Ecco. Niente. Qui non c'è nessuno. Insomma, si va praticamente aspetta, fammi trovare un nome di uno che potrebbe essere vivo. Perché per ora di morti non credo se ne siano trovati, No? Mi sembra di no. Vabbè, andiamo avanti. Certamente però non brillano per gioia di vivere queste persone. Non mi sembra, a proposito di Gioia la Troia, non hanno tanta gioia di vivere. Sono musoni, sì. Pronto? Sì, pronto tesoro? Angelo? Sei tu? No. No? Mi chiamo Angelo ma non sono io. No, sei tu Angelo, sì. Ho detto Angelo, sei tu. Senti Angelo, sai chi sono io? Chi sei? Indovina, indovinello. Chi è il più bello? Tu sei il più bello, tu. Eccolo, vedete? Uno anche che sembra starci, poi riattacca. Perché hanno questa scadenza, sono a scadenza. Sono persone a scadenza. La telefonata scade, a un certo punto, spum, perché non possono stare più di tanto. Pronto? Amore, sono la tua gioia. Vai a cagare. Gioia la Troia. Frichettone. Ti gago in faccia. Ti gago. Frichettone, ma come? Ma che tu mi dici? Ma che scherziamo, vero? Non andiamo dura poco, lui dura poco, proprio bello fatto. Vedi? Dura poco. Angelo mio. Sta andando male, caro Angelo, Sì. Vabbè, non importa. Via, ti do 2 squilli ancora per poter rifarti. Per poter... Niente.
niente, io volevo in qualche modo riabilitarlo, non c'è stata possibilità e non lo riabilitiamo, no, andiamo avanti tranquillamente, la povera Gioia non riesce a dare gioia, ma se tanto si trova in maialone, è vero, il maialone, per benino, Pronto? Sì, pronto signora, buongiorno. Io sono Gioia, devo parlare con Valentino. Non è in casa in questo momento. Lei è la moglie? Sì. Sì. Senta, allora quando potrei trovarlo per fare questa telefonata erotica con lui? Non ha bisogno di telefonate erotiche. Ma sì, ha fatto l'abbonamento? Sì. Sì, tesoro. Senta, quando lo trovo? Ha sbagliato il numero. Ma no, ho fatto l'abbonamento, è già pagato. Per 10 telefonate erotiche. Ci sarà Non lo sapeva? un errore, no, non lo sapeva. No, nessun errore. Questo è il numero, il nome corrisponde. Devo parlare con Valentino, mi dica a che ora so. È via per lavoro? Guardi che non c'è nessun contatto fisico, sa? Siamo solamente... ma è via per lavoro. Facciamo l'amore per telefono e basta. Va bene. Ognuno per conto suo. D'accordo, salve, arrivederci. Ciao tesoro, glielo dica. Freddezza apparente, perché quando torna Valentino, la signora moglie sta dietro la porta con il matterello in mano, mattarello o matterello? Ma insomma credo che sia lo stesso. E borda sul capino bello, sì. Sì, poi finiscono per fare l'amore, sì, ma sicuramente, io faccio del bene a queste famiglie, sì, perché questo rinvigorisce, ravviva il rapporto, un rapporto ormai scaduto, sì, come le telefonate di questi signori che hanno la scadenza, no? Anche lei doveva chiudere prima o poi nella sua freddezza cortese, nella sua cortesia fredda, però doveva riattaccare perché non possono starci più di tanto. Ecco, forse è una cortesia, non vogliono far spendere troppo all'altra persona, ma guarda un po', riprendiamo la linea e in questi ultimi 30 secondi, anche meno, vediamo di beccare qualcuno così molto rapidamente perché mamma mia, quando sono capitato, ma vabbè. Sì, 10 secondi ora. Che fa? Che gli fa? Forza, su, vieni. Non viene. 3 secondi. 2, 1. Ah, ecco. A dopo. Buona giornata e bentrovati all'ascolto da Barbara Salandri. Restano accesi i toni dell'ultimo scorcio di campagna elettorale, mentre scade tra poche ore il termine per il voto degli italiani all'estero. I servizi. Bene, riprendiamo con la seconda parte del sondaggio. Siamo capitati in una città, in un posto veramente piuttosto squallido, a giudicare da come reagiscono gli abitanti. Ma nella seconda parte, una volta studiati, nella prima io cerco di muovere le acque stagnanti con eventuali, insomma, blitz, va di moda anche blitz, sono parole vanno di moda, blitz e coglioni. Sì, blitz e coglioni, sì, no, è vero. Su, forza, e allora, forza, rispondi, no? Rispondi. No, va bene, oh, figurati, si va da un altro, Armido, lui si chiamava Armido, pover'uomo, Armido in cielo, Armido, bel nome Armido, sì, carino, vediamo adesso, Pronto? Buongiorno. Ciao. C'è Telemaco? No. Pronto? Sì, pronto. Buongiorno. Ma senta, chi è? Ma come chi sono? Ma pronto, non c'è Telemaco? Ma se Telemaco è morto da 9 anni, che mi viene a chiedere? Già. Nacque il giorno in cui Ulisse partì per la guerra di Troia. Ecco. Dovete aspettare 20 anni prima di rivederlo, perché Ulisse nel frattempo sarà da ora a fare, no? Senta, mi dica un po' chi è che non riesco a capire.
è stato accudito dalla madre, no? Penelope, no? Non ottenne la mascolinità che viene con l'età adulta, rimase un po' bambino praticamente, no? Come? Parlare di Telemaco, niente Telemaco, ho capito, Telemaco è morto. Senti, un morto si doveva trovare prima o poi, no? Ecco, vabbè, andiamo avanti. Questo è un posto, devi dire molto rapidamente, perché poi ti attaccano subito le cose, così. Se no poi non capiscono, non riescono a, cioè io non riesco a dire le cose se non faccio molto la svelta. C'hanno la telefonata scaduta, che scade insomma, no? La scadenza, ti attaccano dopo 8 secondi. Pronto? Buongiorno? Buongiorno. Alberto? Sì. Devo dirle una cosa molto veloce perché so che lei fra poco riattacca, è vero? Sì. Sì, tanto voi siete tutti così, voi siete tutti uguali così. Ogni volta uno parla, dice 3 parole, riattaccano. Un attimo, fatemi parlare, no? Giusto? No, ma insomma cosa deve dire? Appunto, vedi? Ha riattaccato. Lo vedi? Stavo parlando un po' veloce, lo so, però richiamiamolo. No, veramente fanno tutti la stessa cosa. Che tu parli seriamente, che tu parli un po' meno seriamente, è uguale. Dopo 8 secondi questi riattaccano. Fa qualcosa a quei braccini, no? Tenerli di su. Sì, magari un filo. Ora hanno ricamato, ma questo qui figurati se ormai è prevenuto, sì. Armino non c'era, Armino non c'era, Telemaco è morto e Alberto è doddo, e allora come si fa? Sì, vabbè, basta, lasciamoli stare, io continuo, ma devo dire che trovo persone completamente prive di personalità. No, sto guardando bene il numero. Ok. No, veramente non hanno alcuna personalità. Cioè una personalità è quella di uno che si arrabbia per bene, oppure che è simpatico, che ci sta, o che esprime anche nella... Cioè, pronto? Sì? Cioè, io non voglio dire la signora Carmen. Pronto, chi parla? È Carmen? Chi è che parla? Ho detto è Carmen? Mi dica chi è lei. Ma prima ho fatto la domanda io, scusi, non faccia così. Ho detto è Carmen, sì, e poi le dico che sono io. No, lei mi sta telefonando, lei. Sì, ma lei è Carmen. No, scusi, ma lei è ignorante, lei è maleducata, non risponde. Scusi, Ho detto è Carmen? Domandare è lecito, rispondere è cortesia. Perché lei mi sta insultando, scusi. Insultando? Ma è da persona ignorante? No, ignorante sì, ma non è un insulto, l'ignoranza... Vabbè, insomma, mi dica chi è. Lei è Carmen? Ho detto che mi dica lei chi è per primo. No, per primo, lei mi deve dire, ho chiesto io. Se le dico di no, lei cosa mi risponde? Vabbè, le chiedo, posso parlare con Carmen? Scusi. Non c'è. Non c'è? No. Signora, guardi, chi è, scusi? signora, guardi, le si sta allungando qualcosa, Le si sta allungando qualcosa, Lei dice le bugie, signora, lei dice le bugie. Perché mi dice? Perché non vuol far sapere che lei è ha riattaccato perché questa aveva anche oltrepassato il limite dei secondi consentiti a questa popolazione per tenere sul telefono. Mamma, davvero, classica richiamata, ma insomma, sì, cioè, rispondi, sei Carmen? Sì, allora, io sono in tale età. Dio mio, ma sono tremendi, Risponda prima lei. No, risponda prima lei, ho fatto prima io la domanda, Pronto? È la signora Carmen? Sì. Chi parla? Ma è quella di prima che ha risposto? Meno male. Guardi, perché mi ha trattato veramente molto male. Ma mi dica chi è lei? Sì, no, allora lo dico senz'altro. Mi chiamo Epifanio. Sì. Come sta? No, scusi, ma sto bene, cioè, chi è lei, scusi? Epifanio. Sì, e allora? Mi conosce? No. Non conosce nessuno Epifanio? No. Appunto, mi chiamo così. Carmen, io devo dire, sono stato a vedere l'opera, no? Carmen di Bizet, e ho detto, accidenti, questa Carmen ha lo stesso temperamento di Carmen, e ti ho telefonato, tesoro. No, ma cosa sta dicendo? Sì, hai visto? Avete preso nota, cioè cronometrato i secondi? Siamo lì, siamo lì, tra, non c'è niente da fare. Loro hanno la scadenza. Io, allora, come si può dire, il mio
la mia mission, come si dice, la mia mission sarà quella di tenerli più possibile al telefono. Vediamo, poniamoci un po', 30 secondi più o meno è quello, mi sembra, 20-30 secondi, quello che loro ci concedono. Io voglio riuscire a fare un minuto. Pronto? Buongiorno. È il signor Guido? È il signor Guido? Sì. Ah, benissimo. Senta, abbiamo preso la linea alle 13:15 e 35 secondi. Sono già le 13:15 e 47 secondi. Senta, no, mi sente? Sì, lo sto ascoltando. Non riesco a capire. No, è una cosa molto importante perché vede. E non so con chi sto parlando, poi prima cosa mi deve dire chi è. È il ministero, telefono da Roma. Lei è pensionato? Sì. Ah, ecco, benissimo. Guardi, ma il ministero di che cosa? Ma è il ministero della pubblica pensione? Mi sente? Sì, la sente, ma mi sembra strano che mi chiama, vabbè. No, ci mancherebbe. Comunque sento che lei è meridionale, giusto? Sì. Ecco, vede, forse lei non lo sa, ma bisogna dirlo a tutti, che c'è un aumento di pensione per quelli che in Italia vivono lontani dal luogo di origine. Allora? È una specie di integrazione perché queste persone non possono più godere della, diciamo così, del luogo di origine e sono dovute andare lontano, hanno dovuto emigrare in qualche modo da una città all'altra. Ho capito. Quindi sono già il 13:16 e 48 secondi e quindi praticamente insomma si sta andando bene. Ecco, lei avrà una pensione molto più grossa, diciamo, a partire dal prossimo anno. Sì. Chiunque vada al governo, questo non conta niente, non è una cosa elettorale questa, ci mancherebbe. 13, 17 e 10 secondi, stiamo andando in mano. E quindi evidentemente le volevo far sapere qual è l'importo in più che lei percepirà. Vuol saperlo? Non lo so, è una curiosità, io non ho capito, se lei mi chiama poi mi fa pure la domanda per sapere, perché certo. non continuo. No, se vuol saperlo bene, se no poi lo saprà quando le manderemo la lettera. Lo leggerò in quel momento, parlerò con l'organizzazione. 13, 17 e 37, sì, stiamo andando bene, sì. 40, sì, io penserei alle 13:18 già di poter cantare vittoria. Senta, signor Guido, allora, la sua pensione aumenterà praticamente di una percentuale notevole, dello 0,0000%. Ecco, 13,18, sono già a posto io. Senta, dello 0,0 non aumenta, va bene. 0, però, 0, non esageriamo, se no, uno 0 senza virgola sarebbe troppo, ma 0, insomma. Non conto niente. No, è un po' meno, ma certamente se lei vuole la pensione di 0,0, 0, è più giusto. Conclusione che io ho da fare, appunto sono le 13, 18, 25, 35, 13, 15, 16, 17, 18. Buongiorno. Ecco, sono già 3 minuti. Ecco, un attimo, 2, 3, 4, 5, puoi riattaccare. Ecco, grazie. Però qualcuno mi dirà non vale. Perché questo era meridionale. Ecco perché. L'ho preso alle 13, no, dunque alle 13, 18 e 13, 15 e 35. E alle 13, 18 e 35 lui ha riattaccato. Preciso, 15, 7, 18, 3 minuti. 3 minuti sono un record assoluto in questo posto qua. Però non vale. Non vale perché? Perché è un meridionale e quindi qua nel nord, capito, è un cerverso. No, è un cerverso che possa valere, perché non vale è un altro tipo di persona, una persona che si comporta diversamente, ha altre radici e quindi bisogna cercare di tenere 3 minuti un'altra persona. Sì, 3 minuti, grazie. Non è facile, una persona di lì, guarda, io credo che sia impossibile. Già. Io l'ho tenuto cercando di parlargli di soldi, capito? Cioè, allettandolo, 3 minuti ce l'ho fatta, ragazzi, che fatica però. Pronto? 13:45. Sì, buongiorno signora. Buongiorno. Le sta squillando qualcosa, scusi, non vorrei disturbare. No, prego, dica. Ho capito. Lei sarebbe praticamente la moglie di Andrea? Sì. Ecco, non c'è Andrea? Ma guardi, Andrea è morto 2 anni fa. Come mi dispiace signora.
13 20 09. Sì, come si, cioè, guardi, io non volevo, ecco, non sapevo e quindi sì, no, mi deve scusare, sa, perché sono rimasto. Ma chi è che parla? Sono Giuseppe. No, non conosco. No, ma è una cosa di molti anni fa, sa. Sì. Sì, ma era bravissima persona, devo dire. Sì. 13, 20, 30. Ma è da 2 anni che è morto a settembre, è stato 2 anni. Ah, sì, ma guarda. Lei sta bene, signora, insomma? Sì, bene, grazie. Si è ripresa, ecco, da questa cosa? Sì. Sì, non so, si è rifatta una vita, spero. Sì. Sì, no, sì o no? Lei ride, ma giustamente, 13, 20, 52. Ho le 2 figlie e sto con loro. Le 2 figlie sono bravissime, no? Sì, sono grandi. Sono grandi, ecco, meno male, le danno una mano, Sì, io sono sempre da sola a casa e loro hanno la loro casa. Ah, loro sono sposate, Sì, sono sposate tutte e 2. 13, 21 e 11. Così appunto dicevo, quindi, insomma, però vengono a trovarla spesso. Poi quasi tutte le sere vado io a casa sua di loro, perché loro abitano avanzato. Capisco. Comunque, insomma, siete in contatto, certo. Ma insomma, lei sta bene di salute, vero? 13, 21 e 33. E poi che vedo ancora della vostra ditta, il Franco Germinzani. Sì, ecco. Ecco, quello ogni tanto lo vedo. Ah, della nostra ditta, Sì, lui è un bravo. Lì della Herbert Pagani. Brava, sì, Herbert Pagani? Herbert Pagani? Elli e Pagani. Elli e Pagani. Sì, no, Herbert Pagani invece è quell'altro, sa, quello cin con gli occhiali, sa, quella. No, volevo dire, 13 22 01, si sta andando bene. Senta signora, comunque diciamo che la ditta, è bravo quel signore lì che mi ha nominato adesso, brava persona, Germinzani. Sì. No? Sì. Ah, sì, guardi, ha un po' ha qualche problema, diciamo, con la moglie, ma sarà, sono quelle cose non mi risulta. Sono cose che magari. No, guardi, con la Mariuccia non mi risulta. La Mariuccia, vede, la Mariuccia è bravissima, però poi, quando prese quella sbandata, sa, 13, 22, 36, andiamo bene. Senta, quella sbandata che prese appunto la Mariuccia. Guardi, io non lo so. No, ma poi le è passata, però un po' lui ci è rimasto tanto male, Ora mi spiace, ma io non so niente di quelle faccende lì. 13, 22, 55, sì, forse se si arrivasse alle 13, 22, 15 già sarebbe qualcosa, signora. Che dice? Non ho capito. No, sono le 13, 23 e 06, sì, 23 e 0. E ora, insomma, più in là si va e meglio è, capisce? Cioè, se arriva a quei 3 minuti, insomma, capisce? Perché, che dice? Guardi, io non ho tempo, la saluto, buongiorno. Sì, 13, 23, 24, 25, buongiorno. 13, 23, 27. Ecco fatto. Quando sarà cominciato? A che ora sarà cominciato, ragazzi? 13, 23, 27, sarà cominciato alle 13, 20 o 21? 20 mi sembra. Mi sembra che ce l'abbiamo fatta, Mi sembra che ce l'abbiamo fatta, Ah sì, che ce l'abbiamo fatta, Che ce l'ha. Ah, ora basta, no, sono contento perché lei era una stanziale, sicuramente, e l'ho trattenuta a parlare del più e del meno, più del meno che del più, perché non sapevo nulla, ma comunque, sai, la Mariuccia, eccetera. Ora andiamo tranquilli, no? Ho fatto i miei, Sì, ma ho fatto il mio. Ho cercato di trattenerla perché qui è difficilissimo trattenere le persone al telefono. Pronto? È il signor Benito? Sì. Buongiorno. Buongiorno. Guardi, io sono della Libia. Sì? Sono della Libia. Sono libico. Lei si chiama Benito? Sì. Bene. Io ricordo quando la Libia era colonia d'Italia e il signor Benito diceva italiani, io voglio soldi di risarcimento. Ah, vuoi soldi di risarcimento? Risarcimento per colonia italiana. Sì, perché mia famiglia è stata male, miei parenti antenati stavano male, io figlio di un figlio, ma io stare male perché poter stare meglio. E io cosa c'entro io? Tu italiano, vero? Tu italiano. Io italiano. Italiano, Tu pagare me.
Pagare me il risarcimento Libia. Io pagare a te. Tu pagare me il risarcimento Libia. Mi chiamo Umbumba. Perché? Mi chiamo Umbumba. Io mi chiamo Bim Bam. Bim Bam? Sì. Bim Bum Bam. Bim Bum Bom. Bim Bum Bom. No, io conosco Bim Bum Bam. Bim Bim Bom. Bom. Bom, bim, bom. No, in bomba. Io in bomba. Bomba. E tu come chiami tu? Bomba. 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 Bomba pericolosa. Dove abiti? Io abito qua, vicino a te. Io passo tua strada, sono tuo campanello, tu scendi o esci fuori o entro dentro io, come vuoi, tu dai il risarcimento. Io dare il risarcimento? Risarcimento sia libico. Io? Libico, sì, io nero, perché c'è qualcosa, tu razzista? Io razzista no. Tu? E allora, perché se non razzista, tu dai i soldi, quanto puoi dare? Tu dare cosa a me? Sì, io dare cosa a te, cosa vuoi? Cosa volere? Soldi? Io soldi a te? Soldi libici? Soldi italiani? No, soldi libici. No, non ce n'è. Io porto pugnetto di rena di sabbia al deserto Sahara. Senta, è sbagliato, io non mi chiamo Benito. Tu chiami Benito? No. Come sì che ti chiami Benito? Io chiedo a Benito, mica chiedo a altra persona. Io mi chiamo Giovanni. Giovanni, no, ti bomba ti chiami. Buongiorno. No, in bomba, tra poco vengo a suonare il te campanello. Quando? Adesso, tu aprire. Domani? No, adesso. Chiami il carabiniere per arrestano. Quanto mi dai? Quanto Quanto risarcimento mi dai? Io? Risarcimento mi dai? Bum. No, un bomba. Il mio nome è un bomba. Io bomba. Un bomba. Buongiorno. Ora sono il tuo campanello, fra 10 minuti sono io. Bomba, ma poi viene fuori Paolo Bonolis giovane. Vabbè, ma mamma mia, ma ragazzi, o che mi è venuto in mente? Non lo so, così. La prima cosa che mi è venuta così, in mente. Beh, del resto uno dice, io il risarcimento si va direttamente da uno che si chiama Benito, capito? Sì, no? Che strani, no. Vabbè, no, stavo leggendo delle cose, mi fa, è un libro comico, l'elenco telefonico è un libro comico, ragazzi, no, involontariamente comico, vabbè, vai, su, vai, dai, su, vai, dai, su, vai. Questo non me l'aspettavo, si fa questo allora, fa questo. Boom bam bom, bim bum bam, bim bum bom. Oh, che nomi hanno gli italiani, che strani, Che strani sono gli italiani. Gli italiani. Strani, sono gente molto strani. Non andare nemmeno a fare vetri, nemmeno fare nulla la mattina e sera. Quelli italiani. Capisco. Ho capito. Va bene? Insistente. E andiamo avanti, su. Sì, andiamo avanti. Bum. Ma che gente c'è di qua. Però anche questo sono riuscito a tenerlo abbastanza, Non era il mio scopo in quel momento, però sì. Sì. Vediamo se risponde qualcuno qua. Su, dai! Oh, mamma mia. Pronto? Che è successo? No! Fabrizio, sei impazzito? Fabrizio? Sei impazzito? Sì. Meno male. Ti posso chiamare la psichiatria e portarsi in manicomio? No. Vedo delle ombre strane. Che cosa sono? Mi vengono addosso, mi assalgono. No. Uomini tutti neri. Hai finito?
Hai finito? Sono spariti. Sono spariti. Chi? Gli uomini neri. Sì, meno male. Men in Black. Ho paura. E beh? Ho paura. Di che cosa? Degli uomini neri. Facciamoli diventare bianche. Potrebbero riapparire. Anche quelli bianchi mi fanno tanta paura. Sì? Sì. È peggio per te. Ieri vennero bianchi, oggi neri, domani rossi. Chissà. Mamma mia. Eccoli! No, andate via, cattivi, brutti! Mi strangolano! Allora? È finita la sceneggiata? Pronto. Pronto? Sono il capo degli uomini neri. Pronto? Sono il capo degli uomini neri. Sì. Non puoi più parlare con Fabrizio. No? Fabrizio non potrà più parlare con nessuno. Sì. Che bello. Meno male. Ma se vuoi possiamo resuscitarlo per te. Se tu vuoi e sarai carina con noi. Sì? Sarai carina con noi, con tutti noi uomini neri. Sì? Bene, allora noi lo resusciteremo subito. Che cosa consiste questa carineria? Fare sesso. Io il sesso lo faccio, c'ho già la persona con cui farla. Ma quella persona non è valida. Ma non lo devo giudicare io. Tu non hai visto Per me va bene così. le mazze degli uomini neri. Le mazze degli uomini se le possono tenere per loro, se le possono ficcare nel di dietro. Cos'è questo di dietro? Il tuo di dietro. Cosa vuol dire? Il tuo sedere, il tuo culo. Capito subito. Hai capito adesso? Capito subito. Tu vuoi che io rinvivischi, ho detto bene? Che io rinvivischi Fabrizio? Io voglio che tu rinvinisci Fabrizio. Rinvivischi. Rinvinisci? No. Rinvinisca? Brava, così va bene. Va bene. Fabrizio, allora, attenzione, farò la formula. Aiutami, donna. Tu devi fare e io dirò la formula. Sono mica un cane, Non importa, senza l'ululato allora, la formula non funziona. Fabrizio può dormire. Fabrizio! Io non faccio il cane. Al primo solstizio. Alzati! Alzati e cammina, Lazzaro! Lazzarone! Chi sei tu? Il suo amico che gli tiene il gioco? Sì. Ecco Fabrizio, te lo passo. Va bene, grazie. Gli uomini neri! No! Aiuto! Brava donna, hai ululato. Non ho ululato. E questo gridato. vale come un assenso alla mia richiesta di prima. Non Bene, è vero, tu sarai gridato, molto carina con noi, vero? Che ridere che mi fai. Quello Adesso sto scherzo mi sa che sta durando un po' troppo però. Ti farò quello che non dimenticherai mai. Capirai, che me ne frega a me di tutti questi versi. Ecco Fabrizio. Gli uomini neri no! Gli uomini neri no! No e no! Io so che Fabrizio fa degli scherzi, ma adesso sta diventando un po' stupidino, E dai, ma dai! Questa stupidità sta andando oltre il limite. Ma dai, ma su, ma ti è piaciuto? Cosa? Che lo scherzo! Lo scherzo è bello quando dura poco, adesso si sta prolungando un po' di più di quello che... Ma è già finito! Sta diventando un po' antipatico. Ma è già finito! È finito! È finito! Sono io, no? Fabrizio che così la finiamo. Sono io Fabrizio!
Non mi risulta. Fabrizio Del Noce, sono Fabrizio Del Noce, come stai tesoro? Sto benissimo. Stai bene? Sì. E allora io devo finire perché non c'è più tempo, devo entrare negli inferi. Addio Nini, addio, sarai carina con noi, molto carina con noi, troppo carina. Ehi, volete il GIR per uno spettacolo? Semplice, basta chiamarlo al 333 180 52 52. Non rispondo ai numeri riservati, chiaro? Allora ripeto, 333 e bischera tu sei te, se tu rompi le palle, allora! Se non c'è il sondazzo, stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo, ma non mi importa. Ma se c'è il sondazzo, io non mi strapazzo, sto qui in sollazzo, non mi rompete.